In che il 4 di giugno, domenica, che è la festa della Santissima Trinità, e anche il di dopo dell'anniversario dei 60 anni che è morte il Papa Roncalli, Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Giovanni XXIII, santo, morto appunto il 3 giugno 1963. In passa 60 anni e chi che vorrà andare a sotto il monte Giovanni XXIII e poi visitare Bacà in due lassù e laggiù in casa ancora umile dove si può respirare l'aria che respirò questo Papa. E io personalmente ho ricordo di tante volte che sono stato a visitarla e quando potei incontrare anche il suo segretario, il Monsignor Francesco Loris Capovilla, poi cardinale dal 2014, poi ci lasciò nel 2016 all'età di oltre 100 anni compiuti. E fra qualche giorno ci sarà un altro anniversario, quella dell'elezione del cardinale Giovanni Battista Montini, che diventerà Papa Paolo VI, anche lui santo, il bergamasco e il brescian, i due papi, lo dico con molta familiarità, anche con molto rispetto ovviamente, il Papa appunto bergamasco e il Papa figlio di terra bresciana, Paolo VI, a cui tra l'altro sono state intitolate anche delle comunità pastorali, fra cui una anche a Paderno Lugnano, e quindi ricordiamo con gratitudine questi due grandi servitori del Vangelo, due grandi uomini della storia, perché anche per i non credenti sono stati due persone molto significative. Li unisce il Concilio Ecumenico Vaticano II, che incominciato da Roncalli verrà poi terminato da Montini. Con questo vi saluti, ciao a tutti.